sfoggiando la sua preparazione da fidanzatrice spontanea. Se non ricordo male, ha 7 anni, un viso bellissimo, quindi 15 anni, ragazzi, ma dove avete gli occhi? Guardate che prodotti abbiamo qui. Non è una novità, e come a Dio non ci n'è, le toppe si fanno a maracciare. E con questo fischietto si sta dando da fare. Musica! Film e musiche del maestro Emanuele Scaduto. Suona il maestro Michele Bruno. Avione Vincenzo Faro. Ciao a tutti! Ciao ragazzi, ciao a voi, Nino Cascio. Nino, l'ultimo giorno, l'ultima fatica. Ieri sera ti ho visto soddisfatto perché la gente ti ha accolto, direi, gloriosamente in piazza. Sono rimasto molto contento e basta diciamo Il dipagamento nella soddisfazione della gente. mi basta questo, poi quello che verrà in seguito ha un'importanza relativa. Grazie Nino, grazie, buon lavoro anche a te. Particolare va Fernando Sciacca. Giuseppe Montalbano, verniciatura Totò Cascio, luci Giuseppe Montalbano. Hanno collaborato Vincenzo Trapani, Vincenzo Novara e Lino Gulino. Il copione è del professor Vincenzo Catanzaro. L'inno e le musiche di Emanuele Scaduto. Il balletto e la coreografia sono stati curati da Tania Maniscalco. Basta. Riverenza all'acqua di pure, e mi già la sina scure.
Bene, adesso il gruppo qui ci si confonde con tutti questi nomi, i carri che hanno come tema dominante il mare, perché c'è Pisci Pisci Bau Bau e qui c'è la sirena, il sireno, il gerino che sta sopra questo pesce, dentro diciamo meglio la bocca del pesce, poi c'è Mare Mostrum, la regina del mare, curare dei pesci, a sciacca scomparisce. Adesso quest'altro gruppo e quindi questo carro ci faranno così, si esibiranno su di un altro tema musicale, è una canzone del loro copione che è stato già eseguito, la loro recita è stata già eseguita, quindi diciamo che ormai anche per loro sono anche gli ultimi botti di questa 87esima edizione del Carnevale. Quindi possiamo ascoltare un altro brano, via alla musica, mi pare che sia Pisci Pisci Bau Bau. Bene, vorrei ringraziare per questa canzone Michele Bruno per le musiche e per la registrazione Stefano Soldano che esegue riparazioni su qualsiasi tipo di impianto elettrico, e poi ringrazio la più consistente persona che ha creduto in me, ovvero sia Gerino, che mi ha fatto fare questa benedetta canzone, e poi tutti i ragazzi, questo scorcio di mare che ballerà dietro di me, che mi fanno di un'ottima coreografia. Un altro ringraziamento lo mando a Michele Patti che mi fa degli ottimi primi piani. Quindi in bocca al lupo, le parole sono fatte le mie, del sottoscritto, ok? Grazie. Vai! Pesce Pau Pau, quasi tutti conosciuto, ma Camoro non parla, ci con me si sta muto. Tu sei il re di chi conosce il mare, ma sono un palo bravo, peggio ti facendo stare. Gli abiti che stocchi e gli abiti storicchi, e stai attento a tutto che tu fai. Cani, tanta gente sta morendo di la fame, fai finta ma a me se tu non sai, arriva lui, Pisci Pau Pau, Marina Sciacca te due dici tu tau. Pisci Pau Pau, tu non pari sua potente, dopo che ti imposti all'amici agli parenti, cerca di imbustarla a tutti questi diplomati, posta andare a botta a tutti sti disoccupati, ci pensa lui, Pisci Pau Pau, Marina Sciacca te due dici tu tau. Pisci Pau Pau, se a mare si contento, aspetti lo giorno che venisto gli evento, e che ci può fare se stasera a casa in spalla, paura delle elezioni, tutti assunti vanno a galla, è sempre lui, Pisci Pau Pau, Marina Sciacca ti e ci buttau, e chiave di sauca, e sinci di sterenti, ormai lo sanno tutti che tu sei lo più fidente. Pisci Pau Pau, che stasera è carnevale, tutti in astudiano andiamo a mettere a ballare, per scordare di tutti questi nostri pensieri, cantiamo tutti insieme la bicchina e serziere, arriva lui, Pisci Pau Pau, Marina Sciacca ti e ci buttau. Pisci Pau Pau, sti problemi ci hanno stato, ora si riscorrono alla Camera o Senato, da rintraccia amici che hanno la facciata tanta, ce ne puoi che ride, c'è chi mangia e c'è chi canta, ce ne chi mi odia e poi non accetta scusi, io vi dico solo e sono un po' di muccarusi, eppure lui, Pisci Pau Pau, Marina Sciacca ti e ci buttau. Pisci Pau Pau, ma scaricare sti pensieri, chi dalla testa ne arrivavano alle pere, siamo ottimisti in un prossimo futuro, ma mi pare a mia che la picchiati sempre in culo, è sempre lui, Pisci Pau Pau, Marina Sciacca ti
Ecco, ci ragazzi. siamo così trasferiti con la nostra camera mobile qui sul palcoscenico di Piazza Angelo Scandaliato, dove sono sistemati e dove hanno ballato il loro inno e la loro canzone Pisci Bau Bau i ragazzi del carro di Cascio Antonio, carro che ieri sera è stato il primo a recitare. Comunque io ne approfitto per dirvi che, a differenza di ieri sera, i carri di questa sera a recitare saranno 5: La Regina del Mare, Viva il Toreador, Pubblicità, Curado e Pisce, Sciacca Sparisci, I Viaggi di Gulliver, mentre i ragazzi cominciano di nuovo a ballare il loro inno. Ecco che lascia il palcoscenico con difficoltà, direi, il gruppo che accompagna il carro allegorico di Antonio Cascio. È un gruppo che è composto da 143 elementi, quindi viene loro molto difficile scendere svelto questo nostro palco. Comunque vi ricordo che quest'anno sono stati molti carri che si sono riferiti come caratteristica del loro copione, come allegoria del loro copione al mare di Sciacca. Infatti questo che avete visto è che è stato il primo carro ad arrivare qui in Piazza Angelo Scandaliato, Pisci Pisci Bau Bau, poi Mare Mostrum, La Regina del Mare, Curado e Pisci e Sciacca Sparisci. Quindi, come avete sentito dai nomi, sono dei carri che si rifanno come copione e come allegoria al mare, alla marina, al corallo che era molto tempo fa, ora non più, una risorsa dei pescatori di Sciacca. Dicevo ora non più perché il corallo è diventato da cercare molto difficile nelle nostre spiagge. Comunque ecco che arriva sul palcoscenico la nostra ormai cittadina onoraria, la Jessica Leri, che tutte le sere non fa altro che stupire con la sua allegria e voglia di vivere questo nostro pubblico, che questa sera è molto molto numeroso. Si parla della stessa presenza di persone che abbiamo avuto qui domenica. L'ultima volta, l'ultimo periodo di carnevale, poi nell'anno prossimo. Amici, ho delle belle cose da dirvi, continuo a scoprire le bellezze di Sciacca e domani andrà meglio. Bene, ieri sera ho saputo dal presidente dell'azienda turismo che mi ha vista per 2 ore ieri sera. Io non sono mai comparsa, sono comparsi soltanto gli speakers, e per una persona come me che ha iniziato a lavorare già dal 73-74 alle prime televisioni private, lo speaker deve rimanere nell'ombra, si deve solo sentire la voce. Mi dispiace, io che sono qui invitata e parte integrante dello spettacolo, non sono apparsa nell'emittente Teleradio Montecronio. Ho scoperto che ci sono delle piccole beghe di cui io involontariamente ho pagato le conseguenze. Chi era impossibilitato a vedermi in piazza non mi ha visto a casa. Mi dispiace perché significa un servizio incompleto e alterato da parte di Tele Montecronio nei riguardi della cittadinanza di Sciacca. Mi dispiace, spero che questa sera Tele Montecronio voglia riprendere la mia faccia, la mia presenza. Ci conto. Grazie. Scusami un attimo Jessica, e allora dato che abbiamo buttato un sasso nell'acqua, io posso parlare anche per parte di un'emittente privata, perché il sottoscritto, dicono loro, rappresenta Teleradio Montecronio. Bene, mi fa e piacere. dicono che qui proprio su questo palco, perché rappresenta Tele Montecronio? Perché se qualcuno si fosse convinto del contrario, il sottoscritto sarebbe stato qui per 6 sere sul palco. E il sottoscritto, come rappresentante di Montecronio, non è stato nemmeno presente. Allora non mi pare, che si sia fatto, ci si sia alternati degnamente. Una polemica. Benissimo, benissimo. A questo punto era soltanto una cosa che doverosamente mi è stata chiesta di esprimere. Io l'ho espressa per dovere di cronaca.